Il tuo primo ricordo legato alla danza? Il mio primo ricordo legato alla danza senz'altro è Michael Jackson, perché già da molto piccola, 5 anni, guardavo Michael Jackson in televisione e cercavo di riprodurre tutti i video che faceva, avevo anche delle videocassette. E, ho cominciato danza abbastanza tardi, quindi in casa invece con Michael Jackson mi divertivo molto e questo è il primo ricordo. Se la danza fosse tre passi o tre movimenti, che movimenti potrebbe essere? Che passi sarebbero per te? Che passi potrebbero essere? E se vuoi ce li puoi far vedere. Cioè, ma senz'altro i passi della danza per me sono passi dell'uomo, quindi qualsiasi cosa di molto semplice in cui diciamo, la persona si può riconoscere, quindi ognuno ha i suoi gesti personali, no? E secondo me da lì si parte, insomma. Ok, la tua colonna sonora o la tua canzone preferita o che ritieni sia particolarmente importante, che la colleghi, non so, alla tua vita o a un momento particolare del tuo lavoro, quindi qualcosa, una canzone o una colonna sonora che per te è significativa. Ma colonne sonore, io seguo molto i film americani, quelli di categoria pessima e tutti i supereroi, quindi senz'altro tutte le colonne sonore che seguono un supereroe, Batman o Spider-Man, senz'altro quelle sono delle buone colonne sonore diciamo, per muoversi, per pensare al movimento, no? Un movimento che sia anche soprannaturale. L'ultima domanda, allora, in questo momento puoi invitare qualcuno a ballare con te, a danzare con te, chi inviteresti? Chi inviterei? Tim Burton, senz'altro, senz'altro, se l'offerta è aperta.